Non c'è pace per la 4 dopo il mortale di ieri pomeriggio, altri 2 schianti sempre sul tratto maledetto, 2 feriti gravi e caos a traffico. Il sindaco di Cessalto: ora basta, si intervenga o mi dimetto. Trovato un cadavere a Mestre in una canaletta al parco di San Giuliano. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di un senza tetto. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La Fiat di Filippo Turetta, l'auto della fuga dopo l'omicidio di Giulia, sarà in Italia domani sera dalla Germania. Verrà portata dai carabinieri direttamente nei laboratori dei RIS di Parma. Ci scusiamo con lei e la invitiamo alla prossima partita. I vertici del Cavallino Calcio condannano gli insulti contro l'arbitro donna, costati 10 turni a un giocatore juniores. Sono 2 25enni vandali dell'Opera sulla violenza di genere di Maerne. Si tratta di un ragazzo moldavo e di una ragazza del posto, individuati dalle telecamere, ora sono stati denunciati. La Guardia di Finanza di Portogruaro ha sequestrato 200 tonnellate di pellet non sicuro. L'indagine è partita da un controllo a un autoarticolato lungo la 4. Acquisti natalizi quest'anno ridotti al minimo per il clima di incertezza che preoccupa le famiglie. Bollette, caro spesa preferiti ai regali, a dirlo l'indagine di Confesercenti Venezia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano, ancora una volta, il racconto dell'ennesima giornata nera di passione sul tratto maledetto della 4 dopo l'incidente mortale di ieri pomeriggio, costato la vita a un autista straniero. Oggi ben 2 incidenti e c'è esasperazione tra i residenti, in particolare il sindaco di Cessalto minaccia: o si interviene una volta per tutte o mi dimetto. I rallentamenti, la coda improvvisa, l'auto che si schianta contro un camion e poi ancora un tamponamento tra 3 tir nel tratto maledetto. Non c'è pace per la 4. Anche oggi altri 2 incidenti gravi in direzione Trieste. Una Porsche è finita contro un tir, ferito il conducente 55enne di Biella, trasportato con l'elicottero all'Angelo di Mestre. Ferito anche uno degli autisti dei 3 mezzi pesanti che si sono tamponati. Inevitabili i disagi al traffico, con ripercussioni pesanti sulla viabilità ordinaria. Un altro giorno nero dopo quello di ieri, con il tamponamento a Cessalto tra 5 camion, costato la vita ad un autotrasportatore croato di 23 anni, ma anche la viabilità ordinaria collegata alla 4 ha visto oggi un incidente che solo per un colpo di fortuna non ha avuto conseguenze per le persone. In via Calnova Bosco, il conducente di un tir impegnato nei lavori di spostamento dei sottoservizi dell'autostrada, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e non è più riuscito a tenerlo in carreggiata, finendo semicapovolto nel fossato. Esasperato il sindaco: il termine dei lavori per la terza corsia è ancora molto lontano, gli incidenti continuano e la viabilità è al collasso. Noi nel nostro territorio avremo 5 nuovi ponti sulla strada che verranno abbattuti, e quindi nei prossimi 2 o 3 anni ci ritroveremo sempre questi camion che circolano normalmente sulle strade improprie in centro al paese. Quindi servono assolutamente risorse, ma risorse anche per avere un vigile in più, perché attualmente ci troviamo che in organico dal prossimo anno avrò solo un vigile e grazie ai criteri praticamente di contenimento della spesa non posso assumere ulteriore personale. Da tempo lo chiedono le amministrazioni del Veneto orientale. Bisogna avere più risorse per mettere a posto le strade già che abbiamo, la viabilità ordinaria, magari pensare un po' meno a fare tipo la via del mare, ma pensare a mettere risorse qui dove servono. Ed il sindaco, Crosato, amareggiato, pensa anche di gettare la spugna. Se non continua questa impossibilità di dare risposte ai cittadini, io l'ho detto ieri, rassegno le mie dimissioni. È inutile che rimango qui a fare un commissario che prende solo atto delle cose e non ho risorse per fare le opere. Sempre per la cronaca è stato trovato un cadavere a Mestre in una canaletta vicino alla rotonda del parco di San Giuliano. Si tratta di un ragazzo. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di un senza tetto. Sul posto l'intervento di polizia e vigili del fuoco.
Andiamo adesso a Cavallino Treporti per una storia che sta facendo il Giro d'Italia. Insulti sessisti all'arbitra, la società si scusa e chiede un incontro pacificatore. È accaduto proprio su un campo di calcio a Cavallino. Le donne devono restare a casa a lavare i piatti. Questo è il presunto insulto sessista partito dagli spogliatoi del calcio Cavallino, per il quale un giocatore ha avuto una squalifica di 10 giornate. Episodio accaduto sabato scorso durante la partita di categoria juniores persa dal Cavallino 0-1 con la Fossaltese, con il 19enne centravanti di casa espulso dalla direttrice di gara di Sandonà per un fallo di gioco. E qui sta l'inghippo, perché gli insulti sarebbero partiti dallo spogliatoio, mentre il giocatore si sarebbe trovato sugli spalti, così il presidente giallo-verde. Società che se da una parte fa scusa torna al giocatore, dall'altra vuole far luce sulla vicenda e condanna i pesanti insulti in questione, scusandosi pubblicamente con l'arbitro. Condanna che giunge anche dall'amministrazione comunale, con l'assessore allo sport. Invita tuttavia alla moderazione, in attesa di comprendere da chi in spogliatoio siano partiti gli insulti sessisti. Ed era sugli spalti. E quindi non è entrato, perché sono stato il primo io a entrare nello spogliatoio e lui assolutamente non c'era. Società che se da una parte fa scudo attorno al giocatore, dall'altra vuole far luce sulla vicenda e condanna i pesanti insulti in questione, scusandosi pubblicamente con l'arbitro. Approfitto di questa opportunità per invitare sabato pomeriggio alla partita che faremo a Cavallino. Saremo ben lieti di scusarci personalmente con l'arbitro, regalare dei fiori all'arbitro e tenere la nostra ospite per la partita, perché comunque il Calcio Cavallino è una piccola società, una piccola famiglia. Ci teniamo che i nostri ragazzi siano educati in campo e fuori dal campo, e quello che è successo lo condanniamo fermamente. Condanna che giunge anche dall'amministrazione comunale, con l'assessore allo sport. Invita alla moderazione in attesa di comprendere da chi in spogliatoio siano partiti gli insulti sessisti. Qualsiasi offesa è da condannare, siamo dispiaciuti per quanto è successo, abbiamo già avuto modo di sentire l'associazione Calcio Cavallino, stiamo però aspettando la verifica dei fatti in quanto le versioni sembrano essere diverse. La Fiat Grande Punto Nera di Filippo Turetta, l'auto della fuga dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, sarà in Italia domani sera dalla Germania. Caricata su una bisarca coperta, sarà portata dai carabinieri direttamente nei laboratori dei RIS di Parma, dove inizieranno poi le analisi scientifiche sulle tracce e sugli oggetti rinvenuti nell'auto. Da quanto era filtrato, la polizia tedesca aveva fatto solo una ricognizione superficiale del veicolo, non riscontrando segni di incidente. Ma agli investigatori italiani non interessa solo la vettura nell'abitacolo. C'erano il marsupio di Filippo, un paio di guanti, un coltello con una lama di 12 centimetri, una scheda telefonica prepagata, un paio di scarpe macchiate, un cellulare. Non si sa ancora se di Giulia o dello stesso Turetta, ma il RIS cercherà soprattutto di studiare le tracce ematiche rimaste sulle superfici e i tessuti dell'appunto, per capire se qui sia avvenuta la parte fatale dell'agguato. Quindi domani arriva in Italia la Fiat Grande Punto Nera di Filippo Turetta, di cui tanto si è parlato in queste settimane. E a una settimana esatta dall'atto vandalico all'installazione contro la violenza sulle donne in piazza a Maerne sono stati denunciati i responsabili. Il sindaco dice: voglio sapere il perché. Grazie al grande lavoro svolto da parte delle forze dell'ordine, utilizzando anche le telecamere di videosorveglianza del nostro comune, sono state finalmente individuate quelle due persone che hanno fatto quel brusco gesto mercoledì notte in piazza 4 novembre a Maerne. Si tratta di un 25enne moldavo e di una 23enne del posto, individuati e denunciati dai carabinieri per aver distrutto l'opera che era stata realizzata dalla Proloco di Martellago contro la violenza di genere in occasione del 25 novembre. I due, molto probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, hanno distrutto i cubi su cui erano posizionate varie scarpette rosse, che poi hanno sparpagliato sulla piazza. Non contenti, hanno ripreso la scena col cellulare, come ha evidenziato il sindaco, che all'indomani aveva visualizzato le immagini delle telecamere. Un gesto che ha creato sdegno nella comunità, soprattutto alla luce del fatto che è avvenuto a pochi giorni di distanza dal funerale di Giulia Cecchettin, dove il padre aveva lanciato un chiaro messaggio contro la violenza di genere.
Avrei il piacere di incontrare queste due persone e chiedere il perché, in un momento così delicato, in un momento così della nostra storia, hanno fatto un gesto così grave. I militari della Guardia di Finanza di Venezia hanno sequestrato oltre 210 tonnellate di pellet potenzialmente pericoloso. L'operazione condotta dal gruppo di Portogruaro è nata da un controllo su strada presso la stazione di servizio Fratta Nord, lungo la 4 in direzione Venezia. Tra i mezzi pesanti in sosta i finanzieri hanno individuato un autoarticolato con rimorchio di nazionalità slovacca, il cui conducente ha consegnato una documentazione con diverse cancellature e date non compatibili con il percorso effettuato e da un controllo più approfondito i militari hanno trovato 210 tonnellate di pellet divisi in sacchi di plastica, scoprendo poi che l'azienda slovacca produttrice non era più autorizzata a commercializzare il prodotto, immediatamente è sequestrato. Questa dunque l'operazione della Guardia di Finanza di Venezia. E parliamo adesso di Natale, delle spese del Natale, perché gli acquisti quest'anno saranno ridotti ai minimi termini, così dice un'indagine di Confesercenti Venezia. Un Natale con poche luci e molte ombre. È la fotografia scattata dalla tradizionale indagine di Confesercenti sui consumi natalizi, realizzata incrociando i dati Istat con interviste su un campione di 240 persone. Ombre minacciose che fanno sì che il consumatore sia estremamente preoccupato. I conflitti sia nell'Ucraina che in Medio Oriente sono delle minacce molto importanti. Il consumatore è estremamente preoccupato per il suo futuro e quindi tende ad avere un comportamento che possiamo dire di estremamente razionale e guarda estremamente con attenzione al costo che i regali o gli acquisti natalizi possono rappresentare. Le famiglie infatti sono influenzate da fattori che preoccupano sia a livello globale che personale. Per questo gli acquisti natalizi si riducono al minimo per mantenere vivo lo spirito della festività. La spesa comunque in provincia di Venezia si mantiene su livelli dello scorso anno, con la 13ª che contribuirà a stimolare lo shopping, ma in realtà sarà utilizzata soprattutto per far fronte a mutui e bollette. Le 13esime sono leggermente in aumento, ma grosso modo rimangono sul livello dello scorso anno. Noi pensiamo che per i consumi natalizi ci saranno destinati almeno 275 milioni di euro qui nella nostra provincia. Ripeto, è una somma leggermente superiore, ma con quella somma si comprerà molto meno. Questo atteggiamento molto pragmatico del consumatore fa sì che le spese del Natale si collochino tra due importanti momenti di promozione, il Black Friday da una parte e i saldi invernali dall'altro. Quindi in questo caso le spese che sono più importanti si cerca di concentrarle ormai in questi due periodi. Il periodo di Natale è solo quello che serve per mantenere lo spirito della festività. Adesso per noi c'è la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per parlare di mobilità a Venezia, parlare di mobilità nella laguna, perché si è svolta in città la prima assemblea del Comitato Waterfront per discutere della questione parcheggi alla Marittima. Ci sono varie esigenze da contemperare, ci sono attività imprenditoriali, attività commerciali, artigianali, ma ci siamo anche noi. Ci siamo anche noi, semplici residenti o persone che non abitano a Venezia ma vengono a Venezia per lavorare. Come annunciato nei giorni scorsi, si è svolta nella chiesa di San Nicolò dei Mendicoli a Venezia la prima assemblea del Comitato Waterfront, composto da lavoratori e residenti della terraferma veneziana che usufruiscono dei parcheggi gestiti dall'autorità di sistema portuale nelle aree da San Basilio a Sant'Andrea passando per Piazzale Roma, per discutere la criticità del progetto di riqualificazione che prevederebbe l'eliminazione del 70% dei posti auto. Presenti circa 300 persone. Noi non siamo il comitato del no, l'ho riferito anche altre volte. Noi non diciamo no a questo o no a quello. Noi siamo propositivi e vogliamo avere dall'altra parte un soggetto come l'autorità portuale che ci ascolti, ma ci ascolterà. Ci ascolterà perché ce l'ha già detto. Al momento nulla è certo, evidenzia il presidente del comitato, anche perché è ancora in corso lo studio di fattibilità. Voglio sottolinearlo, stiamo parlando semplicemente di un'idea che magari non avrà nemmeno un seguito, ma siccome noi siamo cittadini attenti,
ci siamo accorti che c'è questo studio di fattibilità, questo progetto, vogliamo dire la nostra, vogliamo poter dire la nostra. Se siamo tanti, siamo potenti e possiamo dire la nostra. Con il nostro Lorenzo Maier andiamo adesso all'ospedale San Camillo per raccontarvi di un concerto davvero emozionante. Per lei tornare a suonare il pianoforte è stato come ritornare pienamente alla vita. Anna Elisabetta Raino, 54 anni, ce l'ha fatta dopo aver subito una grave emorragia cerebrale lo scorso 11 marzo. Ha raggiunto un risultato inaspettato. La riabilitazione all'ospedale Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico San Camillo degli Erbeloni al Lido di Venezia le ha permesso di riprendere la funzionalità della mano e la pianista, prima di tornare a Trento, sua città natale, ha voluto dedicare a San Camillo un suo concerto in corsia per il personale e gli altri ricoverati, un concerto di speranza. Sono stata ricoverata qui il 19 settembre. Ho iniziato il percorso di fisioterapia. Le fisioterapisti hanno pianificato per me un programma neuroriabilitativo per farmi recuperare l'uso delle dita e lavoro con la mano sinistra che fino ad ora insomma, non funzionava più, quindi non riuscivo più a suonare il pianoforte. L'esibizione è stato un momento molto emozionante, come racconta tutto il personale sanitario del San Camillo. Quando c'è una lesione cerebrale esiste una parte del cervello che muore, una parte attorno che rimane come una zona grigia e una parte ancora che ha la possibilità di muoversi. È stato importante per la paziente fare un lavoro sull'arto superiore, non soltanto di rieducazione funzionale, inteso nella rieducazione di un gesto motorio che possa servire alle attività di vita quotidiana. In più c'era la necessità di rieducare il suo gesto motorio anche alla funzione del suonare il pianoforte, dato che per lei è stata una passione, una scelta di vita, un lavoro. Vi mostriamo adesso un presepio da record lungo 8 chilometri. Da Caballarina a Casavio, lungo 8 chilometri, quasi 200 statue in compensato marino rappresentano la Natività in un lungo presepe sull'acqua, suggestivo quanto unico nel suo genere. È il Lagoon Nativity, il presepe sull'acqua realizzato dal comune di Cavallino Treporti. Un presepe unico sull'acqua che apre però il percorso a tanti presepi che ci sono nel nostro territorio e anche allo spirito, lo spirito francescano del bellissimo cantico delle creature, Laudato si mio Signore, e proprio per aprire lo spirito alle prossime festività natalizie. E quello sulla laguna è anche un presepio che vive. I Re Magi, ad esempio, sono in cammino davvero, tanto che saranno avvicinati alla capanna di Gesù Bambino per l'Epifania. Francesco Orazio realizza presepi da quando era piccolo e ha guidato una squadra che ha condotto questa impresa in meno di 25 giorni. Il presepio venne prima progettato con la ditta Sonfer e poi realizzato con materiale sia di compensato che su del prestampato in PVC. Poi vengono attaccati dei paletti con delle viti e con della colla in base agli diversi piazzamenti di terreno, perché c'è più marea, più bassa marea. E da Venezia e provincia è tutto anche per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Pressione atmosferica in aumento. Il tempo dunque sarà buono nella giornata di venerdì 15 dicembre. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto condizioni ancora favorevoli alla formazione di nebbie in pianura nelle ore più fredde. A seguire, e ce lo mostra la grafica, avremo un ampio soleggiamento con cielo al massimo velato. Le temperature saranno sostanzialmente stazionarie, minime tra 0 e 4 gradi, massime tra 7 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalenza di sole, cielo pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sui 9-11 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo ben poche novità. Sarà soleggiato ovunque tranne lungo il confine con l'Austria. Temperature minime tra -4 e 1 grado, massime sui 4-8 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.